L'ultima edizione di Una collina di libri, la festa internazionale della letteratura sulle colline del Prosecco, ha affrontato un tema profondo: la memoria e il suo ruolo nell'arte e nell'espressione. L'evento è stato organizzato dall'associazione che tutela il sito UNESCO, con il patrocinio della Regione Veneto, e ha visto come protagonisti Marco Paolini e Patrizia Liquidara all'Auditorium Palazzo Piva di Valdobbiadene. Il mio è uno spettacolo che prende in giro la memoria, perché dopo aver lavorato per molto tempo su questo, credo che abbiamo anche consumato gli stimoli e adesso c'è bisogno di provocazioni, non di cullare la memoria, perché non mi faccio prendere in giro né da me stesso né dal mondo in cui vivo. Questo è un mondo che non ha bisogno di memoria, tranne che in certi momenti alcune persone ti ridanno la voglia di lavorare sulle cose. Non siamo tutti uguali, però in generale, insomma, non celebriamo memoria con il sottoscritto come se dovessi stare zitto su quello che non va, di teatro, di paesaggio e di memoria e tutto il resto. Patrizia Liquidara, cantautrice nota per la sua versatilità, ha presentato il suo primo romanzo intitolato Ti ho vista ieri, un racconto ambientato alla fine degli anni 70. Devo dire che è stata una transizione piuttosto naturale. Il tutto è nato con dei racconti che amo dire che io li ho trovati come se fossero già stati scritti, i primi racconti di questo che poi è diventato invece romanzo, perché era forte la necessità di raccontare, ma raccontare in una forma diversa che quella della forma canzone, quindi in una forma nella prosa, che vuol dire anche avere molto più spazio in qualche modo, no? La canzone che è uno strumento meraviglioso di comunicazione, ma in qualche modo ti mette anche dentro ad una griglia, abbiamo una linea melodica che dobbiamo osservare. Invece scrivere un libro può lasciarti molto più spazio, no? Molto più spazio anche di espressione. E quindi riconosco sia quando canto canzoni, e lo riconosco anche nel libro, che anche quando canto canzoni c'è una cantastorie in me, c'è quella cantastorie che ama raccontare le storie, e quindi non ho fatto altro che trasportare dalla musica appunto a un libro le stesse storie che avrei raccontato attraverso le canzoni, ma che avrei dovuto raccontare in termini molto più essenziali, insomma, no? E quindi non è stato un processo così, è stato appunto molto molto naturale ritrovarmi a scrivere un libro. Marco Paolini, attore, autore e regista, ha dedicato il suo teatro civile a temi importanti, tra cui il disastro del Vajont e il rapporto tra le esperienze virtuali e reali nella società contemporanea. Questo territorio è già in grado di saccheggiare la sua memoria come il suo paesaggio, come il suo territorio da solo, per cui non ascolterà nessun consiglio.